che accetti l'opportunità. E secondo me da chi? Che sta chi da dirsi il punto proprio di partenza. Capisce che può riportare i giovani. Perché se lei a chi, e io mi sento, io ho domandato prima, tanti anni, 20 anni, noi hai domandato, ma perché se io ti ho sbagliato a fiesta, perché ti dà male, e tu sei sbagliato. Però, ti sarei curioso, perché così può darsi capire che c'è un mondo. Là che apparenti è che l'elettorato ahí. Perché noi probabilmente viviamo sul fatto che magari il movimento Friuli voti in nome che hanno conosciuto che volte. Ma magari no. Ma per farlo votare che intenzione da fare? Vi non lo promette di costruire discoteche? Non sai, ne domande. Perché questa è la realtà. Un su due voi non vanno a votare. Acclarato. Dopo voi dite tutti sei. Un su due non vanno a votare. Cioè, non tiri fuori la scheda per passare lì. Non vanno a votare. Pertanto bisogna capire che perché non vanno a votare. E di conseguenza non lo chiedi l'opportunità, perché non sei in dolce. Solo 50 anni. Quindi l'opportunità di capire che sotto i 50 anni, anche uno di 20 anni, c'è che l'ho portato a chi vuole. E secondo me era il punto proprio in lei, nevrage di partito. Per coinvolgere più intende così, per non spolare mai. No, vaso all'incato. No, lei con lui perché mi si è domandato, ci vuole che, cioè... All'incato vaso, non sta per cuore, non sta per cuore. Grazie, io ho finito, beh, mo ranti. Scusa, no. Tommaso. No, per senso. Bustabanco consiglio regionale, la Lega, punto. Io mi presento, non è vergogna presentarmi, io per me sei così, Grazie. Sì, io ho 20 anni e ho conosciuto il Movimento Friuli seguendo la politica, non come che italiane, e ho voluto approfondire un po' perché mi sono sempre sentito furlana, ho cercato di studiare la storia del Friuli e anche la politica, diciamo che è stata rappresentata il Friuli in queste storie. Poi ho conosciuto Katia che mi ha tirato dentro queste robe del comitato di costituzione, ma sì, chiaramente che io so che assai di manco dalla storia del movimento Friuli. Sapevi che alle dal 93, ma di che è stato fatto dal movimento Friuli prima del 93 sai ben poco, e dal sicuro gli altri giovani furlani dalla mia età sanno manco di me, dal sicuro. E ho creduto che il movimento Friuli può essere un'opportunità anche per i giovani, perché sono i giovani che fanno per furlani in le scuole anche di Udin, non come delle province. Io sono alla scuola a Udin e ieri in giovani che facevano per furlani, ma nessuno aveva interesse di approfondire la storia del Friuli, perché facevano in furlani seguivano la politica in maniera un po' superficiale, principalmente di donne che italiane. E sì, io credo che il movimento Friuli Alvarez di essi, lui attraente per i giovani, perché sì, così, siamo in denaro così, con le solite, scusate, con le solite int, è destinata a morire. Questo è contento, Tommaso. Ci vedi? Indietro alle scuole, sì. All'università. L'università forse tale mio che in te scuole, perché in te scuole sono anche masse giovani per capire che stessero visse. E l'università può essere un'opportunità. Tutto su l'università, Io dall'università del Friuli.
E dove resti sì. Io studio all'Università di Trieste, però in sede di Gorizia. E sì. Lì è difficile. Sì, io all'università non la sera, però sì, le prendi di tutta l'Italia, sì, un po' Furlanza sono per la maggior parte dell'Università di Udine, Università del Friuli. Tommaso, posso farti una domanda? Sì, Allora, io andai dentro 11-17, quasi 11-1. E tu sei ricevuto insegnanti come a Furlan, perché tu puoi insegnanti, insomma, ma Furlan, esprimersi, di Furlan. Ho stato in lavoro difficoltà a farci capire in maniera che è possibile, non tanto al PISU, che forse una visione da roba differente, ma al GRAM, ho difficoltà a farci capire in maniera che è possibile che di sono, quindi mi pare, che sono cresciuti in una situazione alla fine della guerra, con eroi di guerra, patriottismo, stesse robe di state bande quando la scuola io non sanno insegnare l'amor di patrie, perché che loro fanno l'esame terza media su che robe lì, e come l'amor di patria non esiste più, esiste, siamo cittadini d'Europa. Siamo un podino, secondo te, farci capire che sono furlani, che non c'è mondo in realtà più piccole. sì, in te scuole non si fa vedere nulla delle storie del Friuli, si fa vedere dome delle storie d'Europa e d'Italia, ma dal Friuli proprio te nulla. Le mie esperienze mai sentito parlare di nulla dal Friuli. In te scuole storie del Friuli nulla di nulla. A meno che lo sia di qualche insegnante. Allora, esatto. Come meno. Allora, un punto di partenza potrebbe essere benissimo di sotto scuole, ma le scuole purtroppo è lineare a un sistema che è italiano. Sì. E quindi quel sistema lì, sono tanti che hanno... Ogni ministro che cambia fa un sacramento anche se loro quindi sono per riforme da scuole, dall'università. Ogni ministro fa questo robe. Ma invece di fare robe serie, stanno da me mandati davanti a Thomas Cavalleros. Se si vuole una scuola, signore, è venuto di luglio. Sì, ma che lì sono discorsi, Mario, che si No, c'è una cosa, proprio bloccata, nel senso che le scuole hanno di competenze regionali. Ma allora non di lui? Ecco, allora torniamo al discorso ben iniziale, che se stinchi a disquisire di tutti i diritti neas alla nostra patria, Sì. ok, a stinchi fino, No, perdonami, aiuto la fur di chi l'idea che dome a livello istituzionale, a livello, se tu pensi a livello politico, tu puoi fare altro, se no resti in chiacchiere. Alle di Heinz che discuti dalla scuola, sì, dall'ambiente, che discuti dall'università del Friuli, avendo mandato lettere, vi fate manifestazioni, nessuno ascolta, nessuno ti ascolta. però si cittadini d'Europa. Il Friuli è al cuore dell'Europa, cioè all'interno dell'Europa una minoranza, se una minoranza riconosciuta, bisogna farle riconoscere però, e i partiti italiani hanno interesse di far riconoscere la tua identità. Ma poi il Friuli Che è la non è sloveno. appunto. Però È colpa nostra chi è? Però dobbiamo imparare a contare non a convincersi. Scusati, Ma Bardi. dobbiamo imparare a contare alle int in maniera clara. Una domanda, Katia. Dato che i nostri amici alla DECA studiano a Gorizia, io mi domandi, c'è senso che ha sparnizzare le facoltà universitarie su tutto il territorio furlan, invece di accentrare dalla sua sede Udine
perché è un disagio, cioè le fiette le negative Questa è da un'altra 12 punti tematica di che avrete vista. affrontato. E io una robe politiche che cae, Certo. politiche. Però forse Sting l'ha fuori Sì. dal scopo di Beh, io ho tutte une Io problematiche, le chiedi di affrontare. non di poche però, non di poche. Allora, Tommaso, grazie. Grazie. Grazie.